Buongiorno a tutti ragazzi, la NASA dice che un ingegnere loro ha inventato, anzi ha ideato un motore spaziale per viaggi quasi alla velocità della luce, dice al 99%, quasi vicino alla velocità della luce. Lui si chiama David Byrne e la sua invenzione si chiama è un motore, diciamo, elicoidale, quindi senza bisogno giustamente di carburante. Però premettiamo che è solo una teoria per il momento, ragazzi, quindi non è che è già stato fatto. Quindi diciamo che questo motore ci permetterebbe di raggiungere ogni angolo dell'universo. Quindi anche se diciamo credono molto in questo concetto di motore elicoidale, però si deve ancora vedere. Quindi lui dice che arriverà molto vicino a quella della luce, che come ben sapete è 299.792 metri al secondo, quindi una cosa molto molto pesante. E tutto questo senza usare propellente, perché in effetti si servirà degli ioni, in effetti, quindi come un acceleratore di particelle, quindi sarebbe un motore, diciamo, un po' diverso, diciamo, dal solito, quindi userebbero gli ioni che sfrutterebbero, diciamo, la forza di gravità e permetterebbero questa velocità della luce, quindi al 99% sarebbe in grado di raggiungere questa velocità. Quindi in effetti una cosa è fare una teoria, però un'altra cosa è farlo davvero. Quindi il motore accelera gli ioni per raggiungere velocità relativistiche. Quindi il motore sposta gli ioni avanti e indietro lungo la direzione del viaggio per produrre una spinta. Si legge più o meno nel loro resoconto. Però il motore dovrebbe essere davvero enorme, dicono, almeno 200 metri di lunghezza per 12 metri di diametro, quindi non è un motore, diciamo, a livello piccolino, quindi un motore di 200 metri per 12 metri di diametro, ciao avvocatella, non è che è una cosa piccolina. L'astronave quanto sarebbe da allora? Quindi in effetti dicono di poter creare questo motore alla velocità della luce, però ragazzi, se pensiamo che solo il motore dovrebbe essere 200 metri di lunghezza per 12 metri, questa astronave deve essere qualcosa tipo, che ne so, un chilometro. Quindi non lo so se proprio sia proprio la giusta cosa che stanno dicendo, perché un motore che viaggia alla velocità della luce, però che deve essere per forza 200 metri minimo per 12 metri di diametro, altro che navicella di Star Trek, qua ci vuole una più grande. Però loro con la loro, diciamo, teoria hanno detto che si può arrivare al 99% vicino a quella della luce, quindi di pochissimi metri, diciamo, cambierà. Quindi, però, come dico io, una cosa è la teoria e una cosa è la pratica. Poi vedremo se questo acceleratore di particelle riuscirà con gli ioni a far viaggiare questo motore. Io sinceramente non ci credo proprio, ragazzi, quindi la NASA può dire che cosa vuole, però questa qua è proprio grossa, diciamo. Quindi costruire un motore di 200 metri e dai, ci vuole l'astronave di Star Trek per partire. Però la NASA ha messo in prima pagina questa notizia e diamola, quindi perché togliergli questo onore. Quindi vediamo dove arriverà questo David Burns, ingegnere della NASA, con questo motore elicoidale. Vedremo. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo sempre come al prossimo video, come sempre. Ciao, buon appetito a tutti, è quasi orario, sono 12:50 però stiamo per la via. Ciao avvocatella.